20 regioni hanno votato unanimità, hanno dato una risposta ai loro cittadini senza star lì a entrare nell'ufficio complicazioni e affari semplici. Qualcuno oggi dice ci vuole una legge nazionale, la facciano. Nel frattempo noi abbiamo risolto il problema. La Regione Veneto avanza decisa verso l'avvio della fecondazione eterologa gratuita. La Giunta regionale del Veneto ha approvato le linee guida del provvedimento, ne ha dato annuncio il presidente Luca Zaia, spiegando che il servizio sarà operativo e garantito nei 36 centri regionali accreditati già dal 1° ottobre. Servizio garantito, 36 centri a livello regionale, come avevamo promesso siamo già operativi. Dal 1° ottobre sarà possibile accedere al servizio e quindi praticare la fecondazione eterologa. Sulla stessa strada anche la Regione Lombardia. Sono cattolico, ma credo che la fecondazione eterologa sia la cosa giusta, ha detto il presidente Zaia. Da qui al 1° ottobre cerco di negoziare con gli altri colleghi presidenti una soluzione che sia uguale per tutti. E comunque l'idea è quella di un accesso al servizio con un prezzo simbolico popolare in maniera tale che sia garantito a tutti. Non si tratta di eugenetica, ha ribadito, ma della possibilità per una donna al di sotto dei 43 anni di avere un figlio gratuitamente grazie a un donatore anonimo. Innanzitutto diciamo che le linee guida danno totale garanzia rispetto all'eugenetica, non si vanno a scegliere i figli a catalogo, non ci saranno donatori superpagati, non ci saranno business. Anonimato, gratuità e soprattutto la possibilità per le donne di accedere alla fecondazione entro i 43 anni. Immaginiamo magari molte donne che hanno avuto problemi di salute, avevano cure o altro che non permettono di avere figli.